Ringraziamo Ivana Godnik e Curzio Pettenò per le dirette e i servizi che ci sono stati in questi 10 giorni di Mostra del Cinema di Venezia. Come ha detto giustamente Ivana, appuntamento con la terza edizione per scoprire a chi saranno andati i Leoni d'Oro. Noi proseguiamo, rimaniamo sempre in ambito culturale perché domani debutta la settimana del vetro veneziano, tanti gli appuntamenti in programma per rilanciarlo. Anteprima sull'isola di San Giorgio con i vetri concepiti ancora un secolo fa da Vittorio Zecchin. Modernizzò la produzione di Murano ricominciando dalle origini. Luca Colombo. Riprendono l'eleganza essenziale dei vetri romani di Aquileia e di Altino, progenitrice di Venezia. Le forme reinventate nel primo Novecento da Vittorio Zecchin, pittore veneziano precursore del design, vivificano la tradizione dei maestri artigiani muranesi e subito diventano classici. Le bolle leggere e trasparenti di Zecchin sono Murano. Da secoli si continuava a ripetere sempre gli stessi modelli, arricchendoli sempre di orpelli che ormai erano diventati molto obsoleti. Quindi lui, rivisitando l'arte antica e semplificandola ancora di più, è riuscito a creare una produzione moderna. 250 pezzi soffiati, vetreria Cappellin e Venini. La mostra sull'isola di San Giorgio per il progetto decennale della Fondazione Cini Le Stanze del Vetro annuncia la prima settimana del vetro veneziano, The Venice Glass Week, 10-17 settembre. 100 fra istituzioni e imprese per 150 proposte, programma in rete, rassegne, visite, laboratori e spettacoli, incontri con gli artisti al Museo del Vetro, perfino una corsa notturna tra le fornaci dell'isola. Promotori del festival, Comune di Venezia con i musei civici, Cini, Istituto Veneto, Consorzio Promovetro di Murano. Questa volta Venezia veramente ha riunito tutte le sue forze in un obiettivo comune che è il rilancio, il sostegno, la conoscenza. Un progetto che avrà una scadenza annuale, è l'anno zero e stiamo a vedere, ma siamo molto soddisfatti della partecipazione così ampia.